ciebie ciściela uty, o ciebie ciściela uty, o ciebie ciściela uty, no ciebie le gioventù, o ciebie ciściela uty, no ciebie le gioventù. Colonia Carogia è stata fondata il 15 marzo 1878 da friulani che hanno risposto all'appello di colonizzazione del governo argentino per stabilirsi in vaste terre fertili, quasi spopolate. Mancanza d'acqua, la siccità e un'epidemia di colera sono state alcune delle prove che hanno dovuto affrontare. Oggi è una città viva di 22.000 persone che sono orgogliose delle loro radici friulane. Dappertutto si sente parlare il friulano e i cognomi si ritrovano nei nomi delle aziende e delle strade. Ogni anno all'Avenida San Martín è la festa più importante per la comunità friulana dell'Argentina, con la partecipazione dei carogensi ma anche di molti turisti e dei focolars friulani di tutta l'Argentina e non solo. Persone che percorrono molti chilometri per trovare gli amici e gioire assieme. I friulani dell'Argentina sono circa 1 milione. Per molti di loro l'appuntamento di marzo per festa dell'uva è un obbligo. Assicchiati in Dutch, in guest look. Pardavon, un chianton dal paradiso.